solidarietà del Banco Solidale, con anni di esperienza costruita accanto agli ultimi, è la grande forza della Croce Rossa, che con uomini e mezzi da sempre sostiene il territorio. Un'alleanza contro l'emergenza per arrivare anche a chi in questa situazione ha bisogno di aiuto e rischia di essere isolato. In questo momento dobbiamo fare squadra con istituzioni, con associazioni strutturate, perché il momento è delicatissimo. Come dice il nostro governatore Luca Zaia, dobbiamo stare molto attenti a come ci muoviamo nel territorio, perché è fondamentale. Questo virus è subdolo, non si conosce, non sa che mutazioni ha, perciò anche queste borse che arrivano a casa devono essere in massima sicurezza. Il banco alimentare metterà i prodotti, mentre noi daremo il supporto logistico. Andremo con dei mezzi distribuiti sul territorio, l'idea è di avere 5 mezzi che andranno a dividersi il territorio della provincia di Treviso e altri comuni limitrofi, e su cui caricheremo delle borse su indicazioni del banco alimentare e le porteremo casa per casa. Come sostegno invece il banco ha donato a Croce Rossa un assegno di 5.000 euro, donazioni che arrivano dal cuore dei tanti cittadini che da anni conoscono e apprezzano il grande lavoro dell'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi. Abbiamo un mezzo che andrà nella parte sud di Treviso, 2 mezzi che si divideranno il territorio del comune di Treviso entro e fuori le mura, e poi abbiamo dei mezzi che andranno a nord o a ovest del territorio, in modo da cercare di ottimizzare la distribuzione. E grazie anche a questa importante associazione, la Croce Rossa, abbiamo la possibilità di capire come stanno le nostre famiglie nel disagio, perché noi avviciniamo le famiglie nel disagio, che non hanno da mangiare, che non hanno soldi, che non hanno più niente. Questo è il nostro obiettivo. La Croce Rossa sta distribuendo contemporaneamente anche le uova di Pasqua nei riparti di pediatria degli ospedali e continua con il servizio di misurazione della febbre nelle aziende. Con i Veneti Schiacciati dalla crisi potete continuare a donare, come stanno facendo le aziende e i supermercati.